Fine filmato, andiamo a rivedere i 4 gol che hanno deciso la partita tra Classe e Savignanese. All'inizio del primo tempo, un colpo di testa sfortunato all'indietro del difensore Orioli, che batte il suo portiere Colaritto e manda in vantaggio la Savignanese dopo pochissimi minuti. Metà del primo tempo anche meno, lancio cross anzi dalla sinistra di Buda, lettone al volo di Biondini a centro area 2-0. Nella ripresa, appena entrato da circa 15 secondi, il primo pallone toccato e gol di Federico Bascioni, lanciato messo davanti al portiere da Samuele Semprini. E andremo a vedere tra un attimo il 4-0 definitivo, giunto praticamente in pieno recupero, con un tiro dal limite dell'area di quello che è stato forse il migliore della giornata, Alex Gandini, autore di una doppietta ed escross del primo gol. Classe 0, Savignanese 4.